Amici di Fanner, un saluto dal Palatoliv, 11ª giornata del girone A del campionato di Serie A2, in campo Capitolina Marconi e Real Arzignano. I padroni di casa hanno annunciato in settimana il ritorno in giallo-nero di Simone Lauri e Andrea Rubei, che contribuiranno già da oggi alla causa dei ragazzi di Riccardo Budoni. Dall'altra parte il Real Arzignano, che in settimana ha blindato con un comunicato il richiestissimo Maior, e chi ritrova dopo un turno di squalifica il bomber Fabrizio Amoroso. Primo pallone che sarà giocato dalla Capitolina Marconi, da sinistra a destra dei vostri schermi, maglia giallo-nera. Dall'altra parte l'Arzignano, maglia bianca con dettagli rossi, giallo e blu. La gira da destra a sinistra. Si parte in questo istante con i padroni di casa che gestiscono il primo possesso. Pio, cerchiare all'indietro, Ugherani in verticale, l'anticipo, Arzignano in possesso col numero 7 Manzalli che va ad allargare sulla destra. Onu sulla sinistra, cerca il centro l'11, allarga dall'altro lato dove trova Fabrizio Amoroso, pallone sul mancino, lascia la sfera. Pardon, era Manzalli che ha lasciato la sfera proprio a Fabrizio Amoroso. Chiuso in fallo laterale, rimessa in favore del Real Arzignano. Si va a vedere Onu, a cui viene lasciata la sfera. Va a concludere col destro. Prima parata del match da parte di Rossi Merighi. Capitolina nella metà campo avversaria, che perde però la sfera. Di testa ancora il tentativo dei padroni di casa. Ugherani gioca con Pio, alza la testa il 2 in orizzontale, va a scambiare con Ciaralli, Cerchiari in verticale, Ugherani attaccato, si va a vedere ancora Pio, 1-2 che non si chiude, laterale in favore della Capitolina Marconi. Rimessa battuta all'indietro verso Ugherani che va a scambiare, suggerimento in verticale su cui interviene Onu che gioca poi con Manzalli, può avanzare il 7, trova dentro proprio Onu che prova a girarsi, conclude. Pallone oltre la linea di fondo campo, non c'è stato il tocco in chiusura di Ciaralli. Può giocare dal fondo dunque Filippo Rossi Merighi che va lungo con le mani, ma non trova nessuno. Urbani lascia la sfera a Onu. Onu lungo a cercare Marzio che mette giù questo pallone, non riesce a tenerlo vicino a sé. Laterale per i padroni di casa con Ugherani sul punto di battuta. Scambia con Ciaralli, poi Rossi Merighi attaccato, mette in fallo laterale. L'ultimo tocco è di Marzio, la rimessa è per la Capitolina. Sfera giocata all'indietro per Ugherani che trova un compagno, suggerimento verticale su cui interviene Onu che poi va via da solo. Onu ha un compagno a destra, uno a sinistra, pallone messo il centro e Amoruso non trova la direzione vincente. Ugherani, io ho anticipato, allora Marzio gioca con Amoroso sul destro, il numero 9 tocca con un compagno, 1-2 che si chiude, Amoroso perde il tempo della conclusione, può ripartire la Capitolina con Pio che trova un compagno dall'altra parte, Ugherani da solo al centro, il tocco di Cerchiari chiuso in fallo laterale. Buon ritmo in questi primi 2 minuti effettivi di gioco. 0-0 tra Capitolina Marconi e Real Arzignano. Laterale per i padroni di casa con Pio alla battuta. Si va a vedere Ugherani, Pio prova ad andare in profondità, poi un tocco dubbio, vorrebbero il fischio del direttore di gara, i calciatori della Capitolina. Lascia giocare l'arbitro. Onu
Amoroso, all'indietro per Marzio, ancora Amoroso, lungo, c'è solo Ugherani che può controllare la sfera, attaccato, va a giocare corto con Pio. Si fa vedere Ciaralli, fermato, poi interviene Pio che chiude in fallo laterale. Ultimo tocco di Onu, laterale per la Capitolina, Ugherani. Ancora a destra da Ciaralli, poi Ugherani. Ancora col 7, Ugherani. Pio. Ciaralli sbaglia il tocco, laterale per il Real Arzignano. Amoroso all'indietro per Marzio, Onu. Marzio, ancora per il 9, prova a girarsi Amoroso, libera il destro, Rossi Merighi che ha dato un grande intervento mentre in corner. Marzio gioca all'indietro con Manzalli che lascia ancora al capitano. Tocco poi in verticale a cercare Onu che non trova il controllo. E Iabre, non Onu. Capitolini in avanti, pallone che passa. Sfera dentro l'aria con la conclusione, il miracolo di Urbani. E poi si salva in corner il Real Arzignano. Inizio fantastico di gara. Dentro Lauri e Rubei, Lauri va alla battuta del corner, all'indietro per Ugherani che sbaglia il tocco. Manzalli, Iabre, sul destro l'11, Marzio, tocco per Manzalli che scarica ancora su Iabre, Marzio, Amoroso, a tu per tu con Alfonso che tocca in corner. Marzio all'indietro, Manzalli controlla a tu per tu con Andrea Rubei, gioca in verticale con Amoroso, si gira Amoroso, prova a liberare il destro, Murato, sarà laterale per l'Arzignano. Iabre tocca corto, Amoroso libera il destro, ancora laterale per gli ospiti. Amoroso, Marzio, Manzalli, punta Lauri, riesce a liberare il mancino, c'è una deviazione, ancora laterale, buon break dell'Arzignano che si sta affacciando nella metà campo avversaria, libera il destro da fuori, Iabre col numero 11, pallone sul fondo. Rossi Merighi, Costi, non trova Rubei, allora Manzalli, guadagna metri, punta Costi, chiuso sull'ultimo tocco, laterale per la Capitolina. Gestito bene l'1 contro 1 da Stefano Costi che si è preso la rimessa laterale e va a batterla in questo momento. Alfonso, pallone in verticale, Rubei all'indietro, Lauri, verticalizzazione di Alfonso, a cercare Costi, chiuso da Manzalli, laterale per la Capitolina. Si fa vedere Rubei, preferito Alfonso che scarica ancora per il 10 che ricomincia da Rossi Merighi. Alfonso alza la sfera in uscita, Urbani la fa sua, Marzio, Amoroso, va via Rubei, Amoroso allarga sulla destra, Iabre, Marzio ancora da allargare sulla destra, Iabre cerca lo spazio per il destro,
prova la conclusione, Murato, ancora l'11 insiste di testa, si ricomincia però da Marzio, che allarga per Amoroso, pallone sul destro per il 9, va sul mancino, prova a calciare, Murato, allora Rubei, gioca in orizzontale ma non trova il tempo Alfonso, c'è un'irregolarità però, calcio di punizione in favore della Capitolina, primo fallo del match. Alfonso all'indietro, Lauri in verticale, intercetta di testa Vidal, allora Maior prova a giocare col 2, intercettato però da Rubei che può andare nella metà campo avversaria, Rubei tocca per Alfonso che si libera lo spazio per calciare col mancino, Murato, poi Costi ancora, deviazione con Urbani che evita il corner, in difficoltà calcia in avanti e restituisce la sfera alla Capitolina che riparte da dietro con Rossi Merighi che alza la testa, va lunghissimo, pallone irraggiungibile per Andrea Rubei. 6 minuti se ne sono andati, 0-0 tra Capitolina Marconi e Real Arzignano, gara equilibrata, padroni di casa che stanno tenendo benissimo il campo. Amoroso alza la testa il 9, gioca corto con Maior, Marzio, tocco non precisissimo, chiamato là a intervenire Urbani che colpisce la sfera, punizione Capitolina. Rubei e Ciarali sul pallone, va il 7 a calciare, si salva sulla linea Marzio che poi allontana. Costi, in verticale. Non trova nessuno sull'out di destra, laterale Arzignano. Maior, Marzio, Vidal, alza la testa il 2, va a giocare con Onu. Maior, Vidal, gioca con Onu, arriva in gran velocità Maior, prova a concludere il 10, alto sopra la traversa. Costi, alza la testa, gioca corto con Alfonso, ancora il 10, Alfonso, prova ad uscire col tacco, trova il tocco di Onu, laterale Capitolina. Rubei, Lauri, tocco centrale intercettato dall'Arzignano che allora può provare ad andare nella metà campo avversaria, riconquista la sfera la Capitolina. Rossi Merighi gioca con Costi sulla sua verticale, si fa vedere Alfonso, anticipato però da Marzio che trova centralmente Maior, spara la porta, la possibilità di girarsi, libera il mancino, Murato da Lauri, laterale per l'Arzignano, già battuta dal 10 che va a giocare col suo capitano Marzio, ancora Maior, finta di calciare, va sul destro, non trova la conclusione, o meglio la trova ma non come avrebbe voluto, pallone sul fondo. Ugherani, Ciaralli in verticale, anzi Cerchiari, non ci arriva Rubei, laterale Arzignano con Vidal che va a giocare con Marzio, Maior in orizzontale, c'è Vidal, ancora Maior il mancino, Rossi Merighi ci mette i guanti, allora Ugherani
in verticale, possibilità per la Capitolina dall'altra parte, il tocco di Cerchiari, un tocco forse con le mani, non secondo il direttore di gara, si continua a giocare. Pio, tutta in piedi la panchina della Capitolina Marconi, Ugherani, pallone sul mancino, calcia, deviazione, calcio d'angolo, si sta infiammando il Palatoliv, 0-0 dopo 8 minuti di gioco. Protesta dei padroni di casa, Ugherani sul punto di battuta di questo corner all'indietro, con Pio che va a calciare, ci mette le mani Urbani in corner. Ugherani dentro, la conclusione di Cerchiari, Murato può andare allora Onu nella metà campo avversaria, Onu frena, ritorna sui suoi passi, gioca all'indietro con Marzio che trova Vidal, chiude l'altro numero 2 Pio, laterale in favore del Real Arzignano. Vidal all'indietro per il mancino di Marzio, sporcato, sfera ancora buona per il 10 che prova ad alimentare l'azione offensiva dei suoi, ma sarà rimessa laterale per la Capitolina. Cerchiari, Pio, laterale per l'Arzignano, non è riuscito a tenere il pallone al di qua della linea laterale del campo il numero 2. Maior, Marzio, Vidal, va via sulla destra, arriva Ugherani a chiudere, laterale ospite con Maior sul punto di battuta. Il 10 gioca corto per Vidal che prova a calciare, va a riprendersi la sfera Pio, poi Ugherani allarga per Cerchiari, Pio all'altezza del cerchio di centrocampo, perde pericolosamente la sfera, arriva Ugherani a chiudere, laterale Capitolina. Già battuta col pallone per Pio che prova a calciare, anzi Cerchiari trova una deviazione, sarà calcio d'angolo. Pio corner all'indietro, capisce tutto Maior che fa sulla sfera, prova a ripartire. Contrasto con Ugherani, fallo del numero 8, calcio di punizione per il Real Arzignano. Marzio, Maior, ancora il 10, va sul mancino, può pensare alla conclusione, appoggia invece per Marzio che allarga sulla destra dove c'è Onu, va Onu, pallone raso terra che attraversa tutta l'area di rigore, termina sul fondo. C'è stata una deviazione, sarà corner per il Real Arzignano, battuto all'indietro, calcia il numero 10 Maior, pallone altissimo. Rossi Merighi va a rimettere in gioco con le mani. Pio trova un compagno sulla sua verticale, fischio del direttore di gara, sfera che ha oltrepassato la linea laterale del campo, rimessa già battuta dagli ospiti. Santana andava sulla destra per Maior, ancora Santana, Marzio sulla sua verticale, Maior gioca con Santana, Amoroso, Marzio, pallone sul destro, prova a calciare Cerchiari, lo mura, se lo ritrova tra i piedi Marzio, in qualche modo tiene il possesso il Real Arzignano. Verticalizzazione per Amoroso, spalla alla porta il 9, gioca con Maior all'1 contro 1, fa fuori un avversario, sfera sul mancino, potrebbe provare la conclusione, cerca invece Amoroso col tacco, fermato, va a riprendersi poi la sfera lo stesso numero 10. Sfera in verticale per Amoroso che la tiene nei pressi della corner, calcia Maior, murato, ancora Santana, Marzio di prima, Maior, Santana finta di calciare, va sul mancino, gioca con Amoroso, alle sue spalle un compagno, Amoroso invece va dentro dove trova Santana che non riesce a restituire il pallone, laterale per la Capitolina che si sta chiudendo bene nonostante la tantissima qualità espressa dal Real Arzignano. Lauri, Rubei e Costi dentro.
Alfonso, Costi, Rubei, Alfonso, Rubei, in orizzontale per Costi che prova ad andare via sulla sinistra, supera un avversario. Costi nella metà campo avversaria, avanza, cerca il filtrante, viene chiuso. Iabre, Maior, attaccato, perde la sfera, può andare Alfonso, Alfonso sul mancino, calcia, miracolo di Urbani. Ancora Capitolina che tiene alto il pressing. Maior, dall'altra parte trova Iabre che controlla davanti Costi, scarica allora per Santana in verticale, Giamoroso spara la porta, lo scarico del 9 leggermente impreciso, ma ci arriva Maior. Iabre, Santana accanto a lui, Maior a giocare all'indietro, Amoroso sulla sinistra, punta Lauri che lo ferma, ma pallone ancora per Urbani, ti fa ripartire il Arzignano. Santana, Amoroso lascia passare questo pallone tra le gambe di un avversario, poi apre col mancino, chiuso in corner da Costi. Arriva il time out per il Real Arzignano. Dodici effettivi se ne sono andati, corner per il Real Arzignano dopo il time out. Iabre cerca lo spazio per liberare il mancino, va a calciare, Rossi Merighi chiude. Amoroso, Iabre, Santana, Manzalli lascia ad Amoroso, Amoroso in verticale proprio per Manzalli che riesce a tenere la sfera, va a scaricare ora Santana dalla distanza, Murato, sfera buona per Amoroso che ricomincia da Manzalli, ancora Amoroso all'indietro per Iabre, ce l'ha sul destro, allora appoggia su Santana, tutto di prima, esce bene l'Arzignano con la possibilità di conclusione per Manzalli che calcia però sul fondo la sinistra di Rossi Merighi che va a rimettere in gioco lunghissimo a cercare Rubei, pallone che non passa o quantomeno passa ma sfila oltre la linea di fondo campo. Manzalli sull'out di destra, pallone sul mancino, gioca con Amoroso che allarga per Iabre, va a puntare il diretto avversario sul destro l'11, fa sua la sfera Manzalli ma non riesce a tenerla in campo laterale Capitolina. Costi va a cercare Alfonso dall'altro lato, combatte con Amoroso, alla meglio il 9 dell'Arzignano che riconquista la sfera, va via sulla sinistra, avanza Amoroso, Amoroso va a calciare, ancora Rossi Merighi a dire di no. Santana alza questa sfera a cercare proprio Amoroso, ma la fa su Rubei che capisce tutto e prova ad andare col tacco, giocata splendida per Alfonso che raggiunge il fondo, prova a crossare, chiude Amoroso, laterale Capitolina. Rubei va a battere questo corner, alza la sfera, conclude col mancino Alfonso, chiuso in calcio d'angolo. Quanta tecnica Andrea Rubei, classe 1966. Costi scambia con Rubei, va a calciare Costi, ci mette guanti dall'altra parte anche Urbani. Costi alla battuta del corner, all'indietro dove Lauri può controllare, Alfonso, Costi provano a far uscire gli ospiti che alzano il pressing. Lauri spara alla porta, scarica, apertura dall'altra parte dove c'è Alfonso che controlla col mancino, rientra sul destro, va a calciare Murato, ancora viva la Capitolina con Costi, la chiusura di Iabre, un fallo laterale. Se la sta giocando alla pari la Capitolina Marconi contro una squadra che ha 23 punti
controlla Alfonso, va a calciare, Murato, Costi, ricomincia da Rossi Merighi, lungo, estremo difensore della formazione di casa, laterale Real Arzignano, arrivano gli applausi dalla panchina della Capitolina. Santana, Iabre, Amoroso, gioca con Manzalli, Manzalli trova ancora Amoroso che prova a lasciare la sfera per il 7 ma non si intendono i due, allora Santana in verticale, trova Manzalli, provvidenziale ancora Rossi Merighi, prova a ripartire la Capitolina con Rubei che mette in movimento Alfonso, ma c'è la chiusura da parte di Iabre. Pio, Rubei di prima, prova a cercare di sparare alla porta, prova a girarsi il 4, ce la fa, calcio addosso da Amoroso, si prende la rimessa laterale. Ugherani sul punto di battuta, all'indietro per Pio che libera il destro, Murato da Santana, laterale ancora per i gialloneri. Ugherani lascia Pio, addosso a Santana, allora Cerchiari, Ugherani, ricomincia da Rossi Merighi, Pio per Ugherani che trova di prima in verticale Cerchiari, il quale non controlla, dà un'occhiata all'arbitro, avrebbe voluto un calcio di punizione, ma sarà rimessa laterale in favore del Arzignano. Marzio gioca in verticale, Amoroso, spalla alla porta, raddoppio su di lui, chiuso il numero 9, laterale per gli ospiti. Cinque minuti alla fine di questo primo tempo, Marzio in avanti per Amoroso, spalla alla porta, Amoroso non trova il varco, allora gioca con Marzio, pallone di ritorno in verticale Iabre, cerca di far passare il pallone nello stretto, non ce la fa, allontana la Capitolina, rimane in possesso il Real Arzignano, torna in campo Maior, Amoroso ha la possibilità di girarsi e puntare la difesa avversaria, Amoroso col mancino esterno della rete. Pio perde il pallone malamente, allora Amoroso va a calciare, c'è una deviazione, sarà calcio d'angolo. Si è addormentato il numero 2 della Capitolina Marconi, regalando una possibilità al Real Arzignano. Corner per gli ospiti, Marzio va a prendersi la sfera, gioca con Amoroso, è un tentativo di passaggio il suo, ma chiude bene la Capitolina, laterale ancora per gli ospiti però, che rimangono nella metà campo avversaria. Maior alla battuta, gioca con Santana, avanza sulla destra Lotto, va a calciare Murato, si ritrova il pallone tra i piedi ma perde il contatto con la sfera, ancora il Real Arzignano, in anticipo Pio, prova a far ripartire i suoi, trova Cerchiari, all'indietro per Ciaralli, Ugherani, Cerchiari, Pio, servito Ciaralli, ancora Pio, attaccato da Maior, si deve accontentare della rimessa laterale. Battuta poi Cerchiari in verticale, pallone che passa, colpo di testa di Marzio, attento, diventa un retropassaggio per Urbani. Santana, pallone imperfetto, Marzio l'avrebbe voluto un po' più in profondità, gesto di intesa comunque col compagno. .30 alla fine, Capitolina nella metà campo avversaria, con Cerchiari che gioca indietro con Ciaralli. Ugherani ancora per il 7, Ugherani cerca Cerchiari, pallone troppo corto, interviene Marzio, può ripartire il Real Arzignano, dribbling di Amoroso, Amoroso al limite con la punta,
c'è una deviazione, si salva ancora la Capitolina. Santana a battere il corner, si va a vedere Amoroso che riceve, alza la testa, gioca con Maior. Santana, Amoroso, Marzio, Maior. Finta il mancino, va col destro. Rossi Merighi, ancora protagonista assoluto del primo tempo, il numero 1 della Capitolina. Marzio sbaglia il tocco, ma Cerchiari con un colpo di testa gli ridà la possibilità di battere questo corner. Rasotera all'indietro, Santana controlla il calcio, ancora Rossi Merighi. Amoroso all'indietro, Maior mette giù, gioca ancora col 9. Defilato, trova il varco in orizzontale per servire Vidal, all'indietro da Maior, sul mancino, se la sposta ancora sul destro, serie di finte, va a calciare alla fine, l'ha toccata ancora Rossi Merighi. Vidal alza la sfera sul secondo palo, Amoroso! Il vantaggio del Real Arzignano, è un gol splendido di Fabrizio Amoroso, il 14° in campionato. C'è il time out Capitolina, 2:36 dalla fine del primo tempo. 2:36 alla fine del primo tempo, Capitolina appena andata in svantaggio, che si gioca questo finale della prima frazione col portiere di movimento. Di Pascasio scambia con Costi, Ughierani, Di Pascasio, Costi, Rubei, Ughierani in orizzontale, sfera che passa, Costi controlla, all'indietro per Di Pascasio, ancora Costi, Ughierani, Rubei, Costi può pensare alla conclusione, appoggia per Di Pascasio, Di Pascasio, Costi, Ughierani, Rubei la mette dentro, ancora Rubei sul secondo palo, Urbani miracoloso, Marzio in verticale, la mette giù Amoroso, Marzio in verticale, Vidal non controlla, è tornato tra i pali Rossi Merighi. Di Pascasio, Costi, lungo in verticale, attento di testa Maior, ma c'è Rubei sul rimbalzo, Rubei va col destro, con la punta Urbani, 2 interventi miracolosi che tengono in vantaggio il Real Arzignano. Costi, Ughierani, primo tempo splendido, di cui manca 1 minuto alla conclusione. Costi, Ughierani, gioca con Rubei, all'indietro ancora per Di Pascasio. Costi, Ughierani,
Ugherani, tocca per Costi, avanza il 10, ancora Urbani, 2 volte! Ma poi lunghissimo il numero 1, il numero 12, pardon, Mandi Pascasio quasi sulla linea, salva la Capitolina. Costi, finale di primo tempo splendido al Palatoliv tra Capitolina Marconi e Real Arzignano. Pallone per Andrea Rubei che va sul fondo, Rubei la mette dietro, la sfera passa, Cerchiari non trova la conclusione, la porta della Capitolina è quasi libera, va a calciare Vidal e Ugherani la tiene lì, sbaglia poi il tocco, allora Maior può andare, trova in verticale un compagno, Amoroso, 2-0 Real Arzignano sulla Sirena, il 2-0 del Real Arzignano, ancora Amoroso, 15 in campionato, che primo tempo al Palatoliv. Tutto pronto per l'inizio dei secondi 20 minuti tra Capitolina Marconi e Real Arzignano. Abbiamo assistito a un primo tempo splendido che ha visto i veneti chiudere in vantaggio per 2-0, doppietta di Fabrizio Amoroso, 15 gol in campionato per lui. Vediamo quale sarà la reazione della Capitolina. Intanto Marzio raggiunge il fondo, Marzio va dentro, Rossi Meriglia ancora a chiudere, ha concesso troppo spazio sulla destra la Capitolina, stava per fare male in avvio la formazione di Cristian Stefani. Amoroso ancora attaccato, prova ad andare via, perde la sfera, poi Vidal calcia allontanando in fallo laterale Ugherani. Cerchiari scambia con Ciaralli, Pio in verticale, pallone che non passa, Marzio allora trova Amoroso, spalla la porta il 9 ancora, prova a girarsi, non ha la possibilità di farlo, si ferma e mette il pallone in fallo laterale dando anche un buffetto a Ciaralli che probabilmente deve averlo toccato duro. Non abbiamo capito bene cosa sia successo, i due comunque si sono chiariti. Fabrizio Amoroso, 2 gol finora per lui in questa gara. Eccolo ancora con la sfera tra i piedi, va a giocare in verticale con Santana che ha la possibilità di girarsi, va a calciare, sporcato il suo destro, blocca Rossi Merighi, Pio, Ugherani, Ciaralli, Cerchiari, esce bene la Capitolina, Compione nella metà campo avversaria, serie di finte di Pio che poi non trova lo spazio per calciare, fa solo la sfera Urbani che rimette in movimento Amoroso, l'1 contro 1 con Ugherani, va col destro, sul destro Amoroso, tocca per Vidal che non riesce a chiudere l'1-2, mani in faccia perché avrebbe mandato Amoroso da solo davanti a Rossi Merighi, laterale per l'Arzignano, già battuta. Santana sul destro, prova a liberarlo alla sinistra di Rossi Merighi che guarda la sfera terminare sul fondo. Cerchiari, Ugherani, Ciaralli, Pio, Ugherani, Ciaralli, ancora Ugherani, e comincia Ciaralli proprio dall'8, Pio attaccato, Ciaralli, Ugherani, lascia sfilare Pio, c'è Cerchiari sull'out di sinistra, Ugherani gioca con Ciaralli, ancora l'8, ecco Pio, prova ad andare via sulla destra, Cerchiari chiuso da Marzio, corner Capitolina, se la sta giocando veramente bene la formazione di casa, sfortunata anche in occasione del secondo gol soprattutto. Corner battuto fuori per il mancino di Ciaralli che non colpisce bene. Santana lascia lì per Marzio, ancora Santana, Amoroso di prima, cerca Marzio, bravissimo a leggere questo pallone Cerchiari che chiude
in fallo laterale col capitano del Real Arzignano a battere la rimessa. Amoroso, va fuori un avversario, calcia addosso Gherani, laterale per gli ospiti. Maior col mancino, Rossi Merighi ci mette i piedi. Marzio all'indietro per Urbani che va lungo con i piedi, in uscita Rossi Merighi. Amoroso non riesce a toccare, riparte la Capitolina con Cerchiari, tocco in orizzontale per Pio che va vicinissimo al gol dell'1-2. Corner Capitolina, Stefano Costi alla battuta, si fa vedere Lauri, pallone messo invece verso il centro, passa la sfera, si combatte alla meglio Vidal che riesce a uscire palla al piede, dall'altro lato trova Onu, da solo il numero 3, aspetta l'arrivo di Maior per giocare con lui, poi Marzio attaccato, gioca ancora con Maior, serie di finte del 10 che trova Vidal, Onu. Maior di fronte ad Alfonso, dietro per Marzio, Vidal filtrante che passa, Rossi Merighi controlla l'area di rigore, va a prendersi la rimessa dal fondo. Costi, Alfonso, Costi in verticale, prova ad attaccare lo spazio Lauri, buona la copertura di Onu, non altrettanto il retropassaggio, stava per fare un capriccio. Pasticcio meglio, sarà solo rimessa laterale però per la Capitolina Marconi con Andrea Rubei a battere, forte e tesa verso il centro dell'area. Onu chiude ancora, stavolta in corner, era laterale, arriva la correzione da parte del direttore di gara, allora va a spostare il pallone Rubei, gioca con Costi, il cui destro è alto sopra la traversa, senza deviazioni. Riparte il Real Arzignano con Maior. Marzio, Vidal, Marzio, ancora il 2 per il capitano che alza la testa, trova ancora Vidal, ottimo il controllo, non altrettanto la conclusione, altissima sopra la traversa. Costi, Alfonso, Costi, Lauri, cerca un tocco lungolinea ma non ci sono compagni in quella zona di campo, riconquista la sfera allora il Real Arzignano, Onu, anticipato da Lauri, laterale, biancorossi, Maior, Onu, anzi Iabra prova ad andare via, fermato benissimo da Alfonso che fa ripartire la Capitolina con Costi che restituisce al 28, prova ad andare via Maior che però lo ferma dall'altra parte, allora non affonda Maior, gestisce il possesso, gioca con Onu, ancora Maior, Onu restituisce la sfera al 10 che avanza, ricomincia da Marzio in verticale, trova Nu che si gira, calcia col mancino, Costi lo tiene, controlla questa sfera, gioca con Lauri, non la butta la Capitolina, Rubei, Lauri prova ad avanzare, si allunga troppo la sfera, la perde, possibilità allora per Maior, 3 contro 3 per l'Arzignano, Onu sulla destra, 1 contro 1, calcia col destro alla sinistra di Merighi, c'è stata una deviazione, sarà calcio d'angolo per il Real Arzignano. La rincorsa di Marzio che gioca all'indietro, la mette giù Maior col mancino, Rossi Merighi blocca. Alfonso, Lauri all'indietro, Costi, Rubei, alza la sfera, trova Alfonso dall'altro lato, la mette giù col petto il 28, torna dall'11, va via Alfonso, pallone allora dall'altra parte per Costi, la chiusura di Iabre, corner Capitolina, che c'è, è sotto di 2 gol. Ma è in gara fin dal primo minuto.
alla battutura di questo corner Costi, gioca corto con Alfonso, Costi poi cerca l'area di rigore, pallone terminato sul fondo, senza deviazioni, ha rimesso in gioco Urbani, Maior, Iabre, Marzio, Onu, Marzio in orizzontale, Maior all'altezza del cerchio di centrocampo, gioca con Iabre che può andare all'1 contro 1, cerca dentro Onu, pallone impreciso, riconquista la sfera la Capitolina che prova a ripartire, un po' di confusione ora, ma il possesso per la Capitolina. Alfonso, Costi, alza la testa il 10, gioca con Rubei, ritmo più lento rispetto alla prima frazione, come era probabile. Costi prova ad andare via sulla sinistra, Costi to Costo con l'altro numero 10 che chiude in fallo laterale. Costi alla battuta, pallone in orizzontale, Rubei, Costi dall'altro lato, mette giù Ciaralli, ancora Rubei, Costi sul destro, Onu chiude in fallo laterale, Capitolina ancora nella metà campo avversaria. Ciaralli, per il no è entrato Ugherani, Rubei, ancora Ugherani, possibilità di puntare la difesa avversaria, Ciaralli, Ugherani, ancora il 7, Rubei, Ciaralli, la sotterra per Ugherani che di prima trova Cerchiari, perde il contatto con la sfera, laterale per il Real Arzignano, Marzio in avanti per Iabre che prova a sfondare in velocità l'uscita di Rossi Merighi, Rubei in mezzo a due, trova il tocco per Cerchiari, non c'è il fallo secondo il direttore di gara come vorrebbero invece i giocatori della Capitolina. Possesso per l'Arzignano che sta cercando di addormentare leggermente la gara, abbassando i ritmi e gestendo il possesso. Marzio, Manzalli, Marzio scambia con Santana, Manzalli, Maior, Marzio, Manzalli, Maior, pallone in verticale, sfera che passa, buona per Manzalli che però non controlla, chiude Ugherani, poi Rossi Merighi gioca bene anche coi piedi, Rubei si fa vedere, Ciaralli fermato però da Marzio, gara i cui ritmi forse si sono abbassati ma che si sta mantenendo a un livello tecnicamente altissimo, prova ad andare via sulla sinistra Maior, chiuso bene, dal fondo andrà Rossi Merighi che gioca corto con Alfonso, Ugherani, Cerchiari, Alfonso, Alfonso, Ugherani, Cerchiari, Ugherani in profondità per Cerchiari, in orizzontale il tocco per Pio che scarica la botta di Ugherani, murato da Santana. Rossi Merighi non trova Alfonso, è laterale per l'Arzignano, battuta all'indietro per Marzio, anzi per il numero 4 negro appena entrato, cambio di gioco. Santana aveva cercato un compagno sulla destra, non l'ha trovato, laterale Capitolina, Pio, Ugherani prova a lanciare in avanti un compagno con una rovesciata, sfera che diventa facile preda di Urbani, Manzalli a campo per avanzare, gioca in orizzontale con un compagno, le urla che sentite sono quelle di Beccaccioli, Manzalli, Negro, Manzalli, Manzalli ancora esce, quanta tecnica in questo possesso,
va via il 7, chiuso da Alfonso, laterale Arzignano. Santana, la botta addosso ad Alfonso, si prende la rimessa laterale Negro, va a giocare con Santana, ecco Manzalli, Amoroso, Negro, Manzalli, Amoroso, Santana, aspetta la sovrapposizione del compagno, poi si gira, prova a far passare il filtrante, primo tentativo che non riesce, secondo sì, ma con il pallone che non arriva a Manzalli, sarà laterale per la Capitolina. Metà di questo secondo tempo è andata, invariato il 2-0 con cui si è concluso la prima frazione. Sta provando a tenere i ritmi più bassi il Real Arzignano, tanta qualità nel possesso dei veneti. Capitolina che prova a fare la partita, ora il pallone passa, diventa buono per Alfonso, Urbani in uscita, attento a far solo la sfera, Negro, Santana, altissimo il pressing dei gialloneri, calcia Santana, pallone che ha superato la linea laterale del campo, rimessa Capitolina nella metà campo avversaria. Pio, Ugherani controlla, cerca il filtrante, attentissimo, è provvidenziale Manzalli con una grande chiusura, prova a riprendersi la sfera la Capitolina, ce la fa con Ugherani, serie di finte incredibili e poi Alfonso non riesce a concludere, sarà solo calcio d'angolo. Costi alza la sfera, Ugherani col destro, si immola Manzalli, può ripartire Amoroso, Amoroso sul fondo, Alfonso, Costi, Alfonso, Ugherani, Costi, trova Alfonso che può girarsi, va col mancino, diagonale, debole e impreciso, time out Capitolina, 0-2 risultato a 8:58 dalla fine. Riprende il gioco dopo il time out dalle mani di Urbani che va a lungo a cercare Amoroso, la mette giù benissimo, ancora il 9, gioca con Vidal. Marzio, verticalizzazione su cui c'è un buon anticipo, può andare allora Alfonso, prova ad andare in mezzo a due, Alfonso libera il mancino, Santana chiude in fallo laterale. Pio fa passare la sfera per Ugherani, Vidal fa buona guardia, esce palla al piede il 2, si fa vedere Amoroso, Vidal va via, ancora Vidal tenta un altro dribbling, si salva la Capitolina, gioca coi piedi Rossi Merighi, la tiene in campo Costi che poi va a prendersi la rimessa, anzi no, pallone per il Real Arzignano con la conclusione della distanza su cui Rossi Merighi fa buona guardia, sfera che termina al lato, il numero 1 della Capitolina che può andare a rimettere in gioco con le mani. Costi, Alfonso, Costi, Ugherani, Pio riceve bene, appoggia ancora sull'8 che prova a disegnare un'ottima traiettoria per Pio, esterno della rete, dà l'impressione del gol sul fondo con deviazione, sarà calcio d'angolo. Ugherani, la sotterra dentro l'area, nessuno tocca, sfera che passa, laterale per il Real Arzignano.
con Costi, Ugherani, ancora il 10, Alfonso, alza la testa, ricomincia da Costi, Pio, in orizzontale, scarica Alfonso per Costi, ora Ugherani, sbaglia il tocco, esce il Real Arzignano, si fa vedere Marzio, avanza Vidal, ecco il capitano che col destro non trova la porta, si prende un calcio d'angolo. Ha realizzato una doppietta la scorsa settimana contro Fratelli Bari di Reggio Emilia. Ora Amoroso. Ecco Marzio che sbaglia il tocco. Può andare Alfonso che perde il tempo. Pio ricomincia da Ugherani. Alfonso l'1 contro 1 con Marzio. C'è una sovrapposizione che il 28 non vede. Si prende comunque una rimessa laterale. Cerchiari e Ciaralli tornano in campo per la Capitolina. Costi sul punto di battuta della rimessa. Giocata indietro proprio con Ciaralli che va via sul mancino. Prova a liberarlo. Sfera di un paio di metri al lato. Controllata da Urbani. Santana. Maior riesce a tenere questa sfera in campo. No, secondo il direttore di gara. Non si erano intesi, lui e Santana, chiede scusa il numero 8. Cenno d'intesa con Paolo Maior. 9 gol finora per lui. Ugherani. Ciaralli. Copre bene la sfera. Fa passare per il numero 4 Cerchiari che con un pallonetto va vicino al palo alla sinistra di Urbani. Capitolina che non trova neanche in questa occasione il gol. Marzio. Cerchiari tocca in fallo laterale. Santana attaccato dall'altro numero 8. Va via bene Santana che accompagna però la sfera al di là della linea laterale del campo. Rimessa per la Capitolina. Ugherani va a prendersi il pallone. Raggiunge la posizione da cui dovrà andare a battere la rimessa. Sfera a cercare Ciaralli. C'è stata una deviazione, sarà corner per i padroni di casa. 6:30 alla fine della gara. Pallone dentro l'area. Esce palla al piede Iabre che prova ad andare a gran velocità sulla sua destra, riceve Maior che cerca un compagno all'interno dell'area. Arriva il fischio del direttore di gara e anche il giallo per Ciaralli per un tocco di mani. Non è d'accordo la panchina della Capitolina. Maior o Amoroso? Va Amoroso, colpisce male. Costi. Cerchiari. Si fa vedere Ciaralli che mette giù bene, restituisce il pallone al 4 che corre sulla sinistra, dentro a cercare Ugherani che arriva con un tempo di ritardo. Santana alza la sfera a cercare Maior che va via ancora sulla sinistra. Andrea Rubei si riprende il pallone, avanza nella metà campo avversaria, tocca sulla destra per Ugherani, pallone di ritorno dell'8, anzi è del 4, Cerchiari che guadagna solo una rimessa laterale. Rubei sul punto di battuta, va sul secondo palo, colpisce Iabre di testa. Poi Santana attaccato da Cerchiari che gli sottrae la sfera. Rubei col mancino, Murato, Ugherani, Rubei
Di Pascasio, portiere in movimento per la Capitolina. Costi, Di Pascasio, Ugherani, ecco Costi. Ugherani non controlla, perde malamente il possesso la formazione di casa, torna tra i pali Rossi Merighi. Non ha fretta il Real Arzignano. Maior, Marzio in verticale ancora per Maior che col mancino spara alto sopra la traversa. Si era aperta una voragine in cui si è infilata Maior, che non ha trovato però lo specchio della porta. Urbani in uscita senza rischiare, mette in fallo laterale. Fuori Rossi Merighi. Ancora portieri di movimento per la Capitolina. Di Pascasio. Ugherani. Costi. Ugherani. Rubei. Ugherani. Costi. Di Pascasio. Costi. Ugherani, Rubei per Di Pascasio che la mette giù, prende campo la Capitolina, pallone dall'altra parte per Rubei, finta di calciare, sottratta la sfera da Marzio che con l'esterno destro va vicinissimo al gol dello 0-3. Ugherani perde la sfera al limite dell'area, Maior salva sulla linea di Pascasio. Di Pascasio, Ugherani, Di Pascasio scambia con Rubei, avanza sulla sinistra, Di Pascasio cerca il cambio di gioco, rientro di Maior che si riprende la sfera, Vidal, Marzio, Maior, prova ad andare via Ugherani, non c'è il fallo, rimessa laterale per la Capitolina, Rubei, Ugherani, ancora Costi, pallone all'indietro che passa, non si intendono, giocatori in maglia giallo-nera, 3,50 alla fine, tantissime energie consumate in questa sfida, ora manca anche la lucidità come è lecito che sia. Arzignano in controllo della gara, 2 gol di vantaggio, ma ancora 3 minuti e 50 da giocare, può succedere di tutto, qui è il palato libero. Manzalli, Marzio, Manzalli in verticale per Amoroso, ancora Ugherani in anticipo su Amoroso, si prende la rimessa laterale il numero 9, Manzalli, Amoroso, Vidal, finta, rientra, retropassaggio, intercettato, ma c'è stato un fallo ai suoi danni, calcio di punizione per gli ospiti. Giallo per Rubei. Secondo ammonito della gara. La rincorsa è di Paolo Maior. Anche Marzio nei pressi del pallone. Ma Maior col mancino e trova lo 0-3. Va in doppia cifra il numero 10. Come 10, i suoi gol in campionato. 3-0 Real Arzignano.
Ugherani, Di Pascasio, Ugherani lascia sfilare, Rubei, tocca per Costi, chiude Manzalli, Costi, Di Pascasio, Costi, Di Pascasio, il velo di Ugherani, Rubei, Di Pascasio, Costi, Cerchiari, Di Pascasio al limite, Murato, ancora Di Pascasio, si prende un calcio di punizione. La lunghissima rincorsa di Ciaralli che va col mancino, Urbani para, Costi, Di Pascasio, Costi, Di Pascasio, ancora Stefano Costi, Di Pascasio trova Andrea Rubei, all'indietro per il 9. Costi, copre bene gli spazi il Real Arzignano, Costi, Di Pascasio, ecco Rubei, all'indietro ancora per il 9, Costi, gioca con Di Pascasio, Rubei, Cerchiari, Di Pascasio, Rubei, largo Ciaralli che calcia, arriva Cerchiari, ancora Urbani, Cerchiari, serie di contrasti al limite dell'area, pallone poi allontanato, ancora Capitolina, Di Pascasio, dall'altra parte Rubei che calcia, sfera che passa, ed eccolo il gol di Cerchiari sulla linea di porta, corregge in rete dopo un tentativo di Rubei, 3-1 a un minuto dalla fine. Marzio, Amoroso, si prende un calcio di punizione. Marzio va via sulla destra il numero 5, avanza Marzio che calcia, Di Pascasio si oppone in corner, 50 secondi alla sirena. Ugherani va a prendersi ingenuamente un cartellino giallo. Marzio, Manzalli, Amoroso, Manzalli, Marzio, Manzalli, dentro per Amoroso, che ha il pallone sul destro, calcia, Rossi Merighi, gli nega la tripletta. Pallone all'indietro per Marzio, 35 secondi alla fine. Manzalli, Marzio, Amoroso all'indietro ancora per Marzio.
Santana, Vidal, si sono scontrati Vidal e Rubei. Rubei invita Marzio a fermare il gioco. Deve aver ricevuto un colpo al volto il numero 2 del Real Arzignano. Rubei chiama i soccorsi, perde sangue, tanto. Vidal. Sopracciglio, probabilmente. Punto in cui è stato colpito Vidal da Rubei in modo del tutto involontario, si è fermato subito il numero 11 della Capitolina Marconi. E intanto il cronometro è fermo a 21 secondi che separano una gara apparentemente finita, salvo clamorosissime sorprese. Un brutto colpo al 21 secondi dalla sirena. Gioco fermo ormai da 2 minuti. Si è rialzato Vidal, accompagnato negli spogliatoi. Presumibile che saranno una formalità. I 21 secondi che ci separano dalla fine della gara. Riprende il gioco con Ugherani che restituisce la sfera a Urbani. Manzalli. Laterale Capitolina. Ugherani. Rubei. Rubei l'1 contro 1. Va sul destro, calcia! Di poco al lato. Manzalli. Marzio. Lunghissimo, la mette giù Amoroso, sul destro Amoroso, calcia, murato da Ugherani, sfera ancora buona per il 9, secondo tentativo, murato anche quello, finisce qui, un Real Arzignano cinico e solido, batte la Capitolina Marconi
autrice di una prestazione generosissima qui al Palatoliv. I ragazzi di Cristian Stefani salgono a quota 26 in classifica, ma la Capitolina Marconi mostra importanti segnali di crescita dai quali ripartire.